Dalì trasforma i fantasmi avvolti nel sudario in una insinuazione dei desideri del subconsciente. I volumi dei fantasmi acquisiscono le forme di ciò che si desidera. Il fantasma si materializza mediante il simulacro di volume. Il simulacro di volume è l'involucro. L'involucro nasconde, protegge, trasfigura, incita, tenta, offre una percezione ingannevole del volume. Ci fa diventare ambivalenti rispetto al volume e lo rende degno di sospetto. Tra i fantasmi più ricorrenti e noti di Dalì vi sono Napoleone, la Gioconda, il farmacista dell'Empordà e quello più frequente nelle sue opere, la nutrice. Quando cade l'involucro, lascia allo scoperto i volumi sospetti dell'analitica, massiccia e gentile apparenza della minuscola sebbene monumentale